Buongiorno amici del canale. Oggi mi riprendo da sola, ho il mio nuovo gimbal da provare. Siamo fuori da una villa abbandonata, ovviamente. Sappiamo già che non c'è niente di- a livello, diciamo, di mobilio dentro la villa, però dovrebbe essere ancora tutta o in parte almeno affrescata. Non lo so, io francamente non ho visto nemmeno una foto. Nel frattempo io sto facendo casino. Tu, il maritone che è qua dietro, aspetta, perché devo anche imparare a usarlo, sto boia. Niente, vabbè, eccolo, ce l'ho fatta, eccolo qua. Lui ha visto qualcosa, però non mi ha detto molto. E niente, quindi adesso entriamo e andiamo a scoprirlo insieme. Ecco, entriamo nella villa e questo è ciò che dà il nome nel mondo urbex, ovvero la villa del caminetto rosso. Questa è proprio la primissima stanza. Già si notano. Perché non hai visto di qua che affreschi che ci sono? Adesso andiamo a vederlo anche di qua. Ma ci sono pezzi di colonne per terra che non so se siano dell'esterno, se siano veri, non lo so. La villa è messa male, però è ancora affascinante. Eccoci, caspita che bello, eh sì, è affrescata ancora. Mamma che salone, cioè bellissimo, affrescato. Vediamo se riesco a riprenderlo meglio. Spettacolare, che meraviglia. Il soffitto è bellissimo. Pazzesco. Ok, cambiamo stanza. Caspita, aspetta che c'è la porta. Oh là. Bellissima anche questa. C'è una vecchia TV. Qua gli affreschi sono praticamente ormai inesistenti, però ci sono tutti questi bellissimi dettagli rimasti e c'è il caminetto con un disegno, non so come si chiami, il volto, insomma, riportato il volto, ecco, non so se sia del chi ha fondato la casa, il proprietario, non ho idea. Ecco, qui ho zoomato un po', si vede un po' quello che è rimasto dei dettagli dei vecchi affreschi sul muro. Qua vedete già, non ce ne sono più, si sta distruggendo tutto. La villa è molto bella, chiaramente non è messa bene, però cioè, si nota dappertutto che era stupenda, ancora adesso piena di fascino, proprio bella. Mi piace un sacco. Bravo che hai trovato questo posto. Grazie. Complimenti. Ci sono le scale per andare al piano di sopra, sia di qua che da quest'altra parte. Adesso vediamo da dove salire e soprattutto che sia accessibile, che non crolla giù tutto. Però prima di andare di sopra mi stavo dimenticando di queste stanze qua laterali
Vediamo cosa c'è. Caminetti, ovviamente, qua sta entrando tutta la vegetazione. Mannaggia il colombo, ho preso un accidenti, vabbè. E... Sì, queste sono ridotte un po' peggio, francamente. Non ci sono neanche affreschi, non c'è. Sì, sopra qua qualcosa è rimasto. Non so se siano stati coperti. Qua ci sono dei segni anche sul muro, ma non capisco se sono... È venuto ehm, via l'intonaco. se è venuto via tutto, hanno coperto, non lo so. E qui c'è un'altra stanza. Aiuto, andiamo a vedere cosa c'è, ma penso che non ci sia niente, sarà uguale a questa. C'è una vecchia, non so, sembra una vecchia sedia a sdraio, sfondata Sì, ovviamente. sì, è una sedia a sdraio. Eh sì, e c'è il pavimento che va verso il centro, ok, quindi sto ferma qua che è meglio. Solito super soffitto lavoratissimo e non c'è altro. Allora, ritorniamo da dove siamo entrati. Questo è il caminetto rosso che vi facevo vedere prima, quello che dà il nome nel mondo urbex a questa villa. E vediamo di qua cosa c'è. Credo che questa sia l'ultima parte del piano terra che manca. Poi possiamo andare a vedere i piani sopra. Sì, è un'altra stanza tipo le altre, non c'è più niente, non è affrescata. Cioè, guarda le ragnatele. Pazzesco, che roba. Bello sto specchio. Bello pulito, eh? Sono un sacco di stanze in fila e hanno fatto un graffito qua sul muro. Oh, vabbè. Qua c'è. Ah, qua siamo all'ingresso, nel salone dell'ingresso. Se si affacciava. Oh, si vede tutto bene adesso. Scusate, Bellissimo. scusate, mi è scappato un ruttino. Ecco, hai il microfono addosso, ti ricordo, eh? Bellissimo. E qua ci sono appunto, credo, altre stanze. Aspetta che cammino piano perché il pavimento non mi sembra reggere bene, però da sotto non so. Sì, comunque sono tutte stanze, no, col cavolo, tutte umili. Qua ci sono anche qua quelle lavorazioni a parete, non so il termine di questi tipo cornici, ecco, non lo so. Però anche il soffitto è lavorato, nonostante sia messo malissimo, si vede che l'ha lavorato. Questa è l'ultima stanza in fondo del piano di sopra. Anche questa bella lavorata. Comunque il pavimento è distrutto. Sì, infatti non entro perché il pavimento è proprio distrutto. E questa parte qua, cioè è una velina praticamente di pavimento, però la si vede bene anche da di qua, dai. Bello. Ma cosa sono sti colpi? Vabbè, io continuo, torno indietro perché, cioè, vi giuro, non potete sentirlo chiaramente, ma il pavimento si muove, quindi è meglio cavarsi da di qua. Aiuto. Ecco, questo è già messo meglio.
quindi sono più tranquilla. Io non so cosa sono sti colpi che continuo a sentire fuori, se sono cacciatori, boh, non lo so. Speriamo. Spero non sia la villa che ci sta crollando in testa. Questo è il terrazzino che dà sull'ingresso della villa. In fondo c'è il cancello. Questo è proprio il davanti, però non esco più di così perché appunto di fianco credo che sia abitata e in più, come si può vedere, c'è la strada davanti e quindi mi fermo qua. Ok, siamo ritornati indietro dalla parte delle scale da dove siamo saliti e vediamo dall'altra parte rispetto a quella dove siamo appena stati. Ma qua serve la luce perché è molto più buio, però vedo già da qua degli affreschi, mi pare. Sì, rovinato. Piano, c'è il Proprio giù pavimento là. che va giù. Anche qua no, non capisco se sì, sono vecchi rimasugli dell'affresco. Cioè quelle righe mi fanno pensare che lo fossero almeno, però non c'è più niente. È tutta rovinata. Non andare di là perché c'è il pavimento che va giù. Ecco, perfetto, tanto penso che sia vuota la stanza, Sì, no? sì. L'hai ripresa te? Perfetto. E saliamo dall'altra scala, noi prima eravamo lassù e adesso vediamo da quest'altra scala dove si va. Qui direi che non è il caso perché si vede La parte sotto. si vede la parte sotto, quindi ci fermiamo qua, ma comunque non, la stanza è completamente vuota. Ma dobbiamo proprio andare nei sotterranei? Sì. Che paura, sì, ma se mi fai un po' di luce anche a me ti dico grazie. Cioè, a parte, Madonna, la polvere secolare. C'è un'altra TV. Sì, aspetta perché è completamente buio, non vedo. Sì. Una scarpa. E basta, cioè. Ecco amici, siamo tornati nella prima stanza, quella che appunto dà il nome alla villa, quella del Viglietta, ti fai vedere. scemo, Ritorna, fai del vedere. caminetto rosso, controlliamo di essere nella luna, ok? Perché puoi controllare anche da dall'orologio? Certo. Che prendi che sei. Bene, questa esplorazione finisce qui. La villa sapevamo che all'interno non aveva più niente, però è stata molto bella comunque, spero che sia piaciuta anche a voi. Ci salviamo qua sopra. Sì, ma perché sembrerebbe come di vedere lì, tipo c'è un cartello estintore, non so, come se avessero iniziato a un certo punto a fare dei lavori, ma io penso che abbiano mollato tutto. Fuori c'è la rete rossa, quella dei cantieri, ma distrutta, desumena. Sì, comunque sta cadendo a pezzi. Sì, è un peccato perché è ancora molto bella, si vede. Vabbè. Speriamo che resista. Bene, come al solito, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, lasciate un commento per farmi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, guardate i video riservati agli abbonati, fidatevi, guardatelo, ci abbiamo messo impegno Tutti i e soldi che abbiamo speso in attrezzatura, esatto. tra l'altro nuovo. Spera che vada bene. Speriamo che sia venuto tutto bene. Salutiamo Forse Nicolò, che non c'è, salutiamo Nicolò che che è a oggi non c'è. Milano. E ciao Nicolò, divertiti a Milano. E magari, Nicolò. forse l'ho detto già prima, ma lo ripeto, magari prima o poi farò
un video, uno short, perché non vale la pena fare un video dove spiegherò perché quel video in particolare è riservato solo agli abbonati o agli iscritti Patreon, di cui trovate tutti i link sotto questo video, ma anche nella descrizione del Info box. canale. No, l'info box è quella qua sotto, nella descrizione del canale trovate comunque tutti i link. Ignorante, non sa le cose di YouTube. Vabbè, andiamo via. Andiamo via. Bene, ciao. Alla Tieni prossima. questo. Vai. Ciao, me ne vado.